Allora, intanto essere qui di nuovo al Pirandello, dove l'ultima volta abbiamo lavorato insieme proprio con Pippo nel 2017, insomma fa un certo effetto. E poi dopo un po' di tempo che ci siamo fermati col musical, riprendere senza di lui da una parte è doloroso, però dall'altra ci fa avvertire fortemente la sua personalità e la sua forza espressiva e di artista, il suo ricordo. No, una serata dovuta perché è stato un grande musicista, un grande personaggio di Agrigento e beh, io sono legato da antichi ricordi perché ormai sono passati dalla prima volta che ci siamo visti più di 15 anni e abbiamo collaborato per I Promessi Sposi, una persona poliedrica, una persona vulcanica, un personaggio veramente ironico. Mi ricordo che quando gli facevo i complimenti per quello che aveva scritto, per le canzoni dei Promessi Sposi, mi diceva «E che colpa ne ho se Dio mi fece genio?» E questa è una frase abbastanza emblematica, penso, della personalità di Pippo, che era una persona umile ma consapevole. Pippo Flora è innanzitutto una persona con una grande passione, cioè la musica, e ci metteva il cuore. E questo è il risultato che a distanza di moltissimi anni, di tutti i suoi anni, siamo qui a ricordarlo, e un teatro così importante gli dà lustro, con un nome che rimarrà per sempre, come la sua musica. Dedichiamo tutta la serata a lui, che era un grandissimo musicista, che ci ha trasmesso tanta energia e che per noi resterà sempre lo zio Pippo. Sono molto contento di essere qui ad Agrigento questa sera per dare mano all'organizzazione di questa serata, perché dedicare questa sala a Pippo Flora è un atto che l'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Miccichè, è generoso, attento, ma anche giusto, perché in questa sala Pippo, in questo teatro, ha passato la sua vita. Questa era per lui la sua seconda casa e io ne sono testimone diretto, perché quando con grande insistenza anche da parte di Pippo questo teatro è stato riaperto, lui è stato per anni il sovrintendente, io il direttore artistico, ed abbiamo redatto alla città una grande quantità di bellissimi spettacoli che lui testardamente, ostinatamente voleva, gestiva, perché io poi abitavo a Roma, lui qua. Quindi questa sera che la sala centrale diventi la sala Pippo Flora è una cosa bellissima per la città di Agrigento. Pippo Flora, che era zio ma anche papà per me, perché ci ha cresciuti come figlie, amava questo teatro e stasera si realizza il suo sogno, anche se lui non è presente, ma spero che da qualche punto ci osservi e sarà sicuramente felice. Buonasera a tutti, caro Michele, l'emozione è grande. Quando il 20 gennaio dell'anno scorso arrivò la notizia della morte di Pippo Flora, insieme al presidente Patti e anche all'intero CDA della Fondazione Pirandello, non ci pensiamo nemmeno due volte di aprire, di organizzare la Camera Ardente in onore di Pippo. E abbiamo visto fiumi di gente che veniva a rendere il tributo e l'ultimo saluto a questa grande persona che, nonostante era un grandissimo artista, non ha mai voluto lasciare la nostra Agrigento, anzi ha allevato e ispirato tantissimi ragazzi, proprio li ha portati verso la musica. E poi nei giorni a venire la mia stima, la mia ammirazione, vedo che era condivisa dal resto di gran parte dei cittadini e non solo. E quindi, caro Michele, mi venne proprio l'idea di questo gesto così eclatante, simbolico, proprio enormemente significativo, perché intestare la sala di un teatro non è una cosa semplice, non è nemmeno una cosa obbligatoria farla. Offende l'uomo la sua dignità, ma
La prepotenza è un delitto contro un dono di Dio, la libertà. Il ladro incappucciato pensa a come parli, tu sai chi sono io. Tu mi scoppi nelle vene. Signori, Michele Guardini.